Ciao, buonasera a tutti. Siamo qua oggi per lodare il nome del nostro Signore. Siamo qua per onorare il suo nome, per rendere un culto al nome del nostro Signore. Quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie. Lettere agli Efesini, capitolo 3, versetto 20. Leggiamo per iniziare il nostro culto. Efesini, capitolo 3, versetto 20. Che dice così: Or, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Se oggi noi siamo qua è perché veramente Gesù ha permesso, perché lo Spirito Santo che è dentro di noi ha permesso che potevamo essere qua, e sappiamo che Lui può e opera in noi, però la gloria la dobbiamo sempre dare al suo nome, la gloria dobbiamo dare sempre a Lui, e quindi sappiamo che tutto quanto che veniamo a fare oggi qui sarà esattamente per lodare e fare in onore al nome del nostro Signore. Quindi vi invito ad alzarvi in piedi, che così possiamo pregare per iniziare. Signore, vogliamo ringraziarti per questo momento, chiedere il tuo aiuto affinché tu possa veramente parlare ai nostri cuori oggi, che possiamo, Signore, rendere questo culto a te e sapere che tutto quello che noi stiamo facendo è per ingrandire il tuo nome. Signore, noi ti lodiamo, vogliamo che tu sia veramente il nostro invitato d'onore qui, affinché noi, Signore, possiamo fare il nostro meglio per te. Nel nome santo di Gesù. Amen. Buonasera Chiesa, invito la Chiesa a alzare in piedi, ma siamo tutti in piedi già, quindi possiamo cantare il nostro Signore. Questo è un momento di culto a Lui, che possiamo fare con gioia, che possiamo lodarlo con gioia, con allegria, che Lui merita tutta la nostra lode e tutta la nostra adorazione. Aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Cantiamo, aprimi gli occhi. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Cantiamo, aprimi gli occhi. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Cantiamo, aprimi gli occhi. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo.
Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Cantiamo a Lui. Santo, 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 voglio vederti. Amen. Vogliamo vederti, Signore, vogliamo che il tuo Spirito Santo sia con noi in ogni momento, vogliamo sentirti di più, Padre, vogliamo conoscere di più a profondo, Signore, che il Signore possa creare ogni giorno questo sentimento e questa voglia di approfondire nel tuo amore, di approfondire nelle tue cose, che non sia solo un momento di culto, che non sia solo un momento di lode, ma che sia tutta una vita a te, Signore, tutta una vita dedicata alla tua opera, dedicata alle tue cose, Signore, capendo il tuo amore, Signore, conoscendo il tuo amore, conoscendo il tuo Spirito Santo, che possiamo avere una vita dedicata a te, Signore. Io guardo, il verso è salvato, del todo lo partecipare, le tue opere cantare. Cantiamo il mio Salvatore, il mio Salvatore, al Calvario mostrò l'amor del Padre, il giusto Dio. Cantiamo dalla croce. Dalla croce mi chiamasti, gentilmente mi attrasti di sconcertato, mi avvicino, frammentato il tuo amore. Cantiamo la croce. La croce io guardo, il verso è salvato, del todo lo partecipare, delle tue opere cantare. Cantiamo il Salvatore, il mio Salvatore, Calvario mostrò l'amor del Padre, il giusto Dio. Dalla croce mi chiamasti, gentilmente mi attrasse di sconcertato, mi avvicino, frammentato del tuo amore. Mi chiamasti, gentilmente mi
mi attrasse Dio sconcertato, mi avvicino frammentato dal tuo amore. Cantiamo immeritata vita. Immeritata vita, per grazia riceve per la sua croce, dalla morte mi salvò, mi diede vita, io ero condannato, ma adesso per la croce io fui riconciliato. Cantiamo dalla croce. Dalla croce mi chiamasti gentilmente, mi attrasse Dio sconcertato, mi avvicino frammentato nel tuo amore. Dalla croce mi chiamasti gentilmente, mi attrasse Dio sconcertato, mi avvicino frammentato nel tuo amore, sconvolgente il tuo amore. Redento fui, mi mostrò quanto è fedele, sconvolgente il tuo amore. Redento fui, mi mostrò quanto è fedele. Cantiamo dalla croce. dalla croce, mi chiamasti gentilmente, mi attrasse Dio sconcertato, mi avvicino frammentato nel tuo amore. Non meritiamo, Padre, il tuo amore, non meritiamo la croce, Signore, che hai portato, Padre, non meritiamo il tuo sacrificio, Padre, ma oggi siamo qui, Signore, per ringraziarti, Padre, per quel momento che sei stato lì, perché hai mandato il tuo figlio al posto nostro, Signore, e per quello sacrificio oggi abbiamo l'opportunità di avere una relazione con te, Signore, l'opportunità di avere una salvezza nel tuo regno, Signore, di conoscerti di più, Padre. Ti ringraziamo, Signore, per quella croce, Signore, ti ringraziamo per questo amore, Padre, che hai donato per noi, Signore. Grazie, Padre. Tutto è stato preparato qui, la casa e anche il mio cuore. Tu sei il motivo per il quale sono qui. I tuoi figli sono arrivati qui e ora siamo più di 2 o 3. Il cuore sono predisposti a bruciare per te. Tutti i versi e canzoni che io canterò, tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la
stato preparato qui, la casa e anche il mio cuore. Tu sei il motivo per il quale sono qui. Tuoi figli, tuoi figli sono arrivati qui e ora siamo più di 2 o 3. Il cuore sono predisposti a bruciare per te. E tutti i versi e canzoni che io canterò tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza, amen, amen. Tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza, amen, amen. Nessun'altra è come te, nessun'altra è come Gesù. Oh, tu sei santo, oh, tu sei santo. Nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra è come Gesù. Oh, tu sei santo, oh, tu sei santo, nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra è come. Grazie Signore, sappiamo che nessun'altra è come te, Signore. Grazie perché sei santo, Dio. Grazie perché possiamo avere questo momento, Padre, dove possiamo capire più di te, Padre, dove possiamo, Signore, cantare a te, Signore, dove possiamo, Padre, sentire più tuo Spirito Santo, Signore. Ti ringraziamo, Padre, perché sei santo, Padre, perché sei meraviglioso, Signore. Ti ringraziamo, Padre, perché abbiamo, Signore, una strada, Padre, libera, Signore, verso di te, Signore. Perché, Padre, per quello sacrificio, Padre, che hai fatto, oggi possiamo cantare, Padre. Possiamo avvicinarci di più di te, Signore. Possiamo sentire il tuo Spirito Santo, Padre. Possiamo sentire la tua presenza, Signore. Vogliamo, Padre, dedicare questo momento a te, Signore. Vogliamo dedicare, Padre, questo culto a te, Signore. E chiederti, Padre, manifesta il tuo Spirito Santo, Padre. Vogliamo sentire la tua presenza, Signore. Vogliamo sentire il tuo amore, Padre. Grazie, Padre. Grazie per il tuo amore, per il tuo sacrificio, Signore. Grazie per tuo Figlio, Signore. Ti chiediamo, Padre, manifesta il tuo amore nelle nostre vite, Padre.
nome santo di Gesù. Amen. Potete sedere. Molto bene. Ciao a chi non ho visto, non ho salutato. E apriamo le nostre Bibbie. Lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 13. Leggeremo il 13, il 14, il 15. Dice così: perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore serviti gli uni agli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni agli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, la tua parola è qui, che tu possa parlare ai nostri cuori, che tu possa applicare qualcosa di nuovo, sbloccare qualcosa di nuovo nella nostra vita, affinché possiamo, Signore, imparare da te e soprattutto essere cambiati e trasformati attraverso la potenza della tua parola. Nel nome santo di Gesù. Amen. Bene. Da tanto che non ci vediamo, vero? Penso che più di un mese, sì, quasi 2. E questo testo qua parla di una cosa che forse, secondo me, tutti gli esseri umani vogliono avere nella vita, che è una cosa chiamata libertà, giusto? Forse tutti, cioè, gli esseri umani vogliono proprio essere liberi. E mi ricordo che nel campeggio, in uno dei piccoli gruppi che abbiamo fatto la mattina, mi ricordo che c'è stata proprio questa discussione per quanto riguarda la libertà, che uno diceva che la libertà era appunto, veniva dal momento in cui la persona acquisiva delle conoscenze, cioè nel momento in cui iniziava a studiare, si approfondiva ancora di più sulle conoscenze e da lì iniziava appunto ad avere la libertà. E in quel momento mi ricordo che abbiamo iniziato la nostra discussione e abbiamo detto che la libertà appunto viene nel momento in cui noi conosciamo Gesù Cristo, giusto? La parola del Signore dice che è soltanto attraverso la libertà che saremo, proprio attraverso Gesù Cristo, che saremo liberi. E il proprio Gesù dice che conoscendo la verità, e Lui dice appunto che Lui è la verità, che noi saremo liberi. L'Apostolo Paolo parla qua proprio all'inizio del capitolo, che molto probabilmente avete già ascoltato la predica. L'Apostolo Paolo inizia appunto parlando di questa libertà, dicendo: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. E l'essere umano ha proprio questo desiderio di essere libero e anche il cristiano è stato chiamato a questa libertà. Ed è interessante che nel momento in cui lui finisce, cioè l'argomento, nel capitolo, non l'argomento in sé della libertà, ma inizia appunto a fare il contrasto della libertà con lo spirito, cioè la lotta che abbiamo della carne contro lo spirito. È la stessa, non direi la stessa cosa, ma è un po' di quello che anche l'Apostolo Paolo parla nel capitolo 8 di Romani, che lui parla appunto di questo contrasto che c'è tra la carne e lo spirito, e lui qua inizia appunto dicendo: perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate dalla libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. E questa settimana a casa stavo, ragionando su alcune cose, e anche oggi, e appunto mi è venuto in mente che l'essere umano è mosso dalle domande, cioè non sono le risposte che ci muovono e soprattutto ci spingono a fare la differenza sia nella società, all'interno della nostra casa, ma appunto sono le domande.
Tutte le invenzioni che l'uomo ha fatto è perché ha avuto una domanda, è venuto un dubbio in testa sua, ha guardato magari non so chissà cosa e ha detto ma come funziona? Perché succede così? E ho fatto una ricerca, una breve ricerca, e ho visto che i studi recenti, soprattutto riguardo alla generazione Z, concentra le sue principali preoccupazioni in 5 aree. La prima, salute mentale, che parecchio spesso vengono fatte delle domande, carriera e lavoro, denaro e indipendenza finanziaria, relazioni e per ultimo tecnologia e intelligenza artificiale. Tra questi punti, questi 5 aree, una delle domande, cioè parliamo di relazioni, è come capire se piaccio a qualcuno. L'altra domanda, come conquistare una persona? Questa magari sono per i maschi, no? Come faccio a conquistare una donna? Come superare la fine di una relazione? Anche queste, cioè sono delle domande che sono sempre fatte. Come fare nuove amicizie? Magari quello che è più magari introverso, no? Un po' chiuso. L'altra, che cos'è una relazione sana? Questa è proprio bella, no? Perché forse tanta gente sente parlare in giro, no? Ma quello è tossico, non lo so. E c'è proprio questa domanda. Carriera e lavoro, cioè come faccio, qual è il lavoro adatto a me? Qual è il mio proposito di vita per quanto riguarda il mio lavoro? E perché ho fatto quindi questo link con la libertà? Perché parlando di carriera e lavoro e anche la tecnologia e l'intelligenza artificiale, oggi quello che si sente di più è voglio lavorare da casa, non voglio sai timbrare il mio badge al lavoro, voglio lavorare da casa, cioè come faccio a guadagnare soldi col TikTok, come faccio a guadagnare soldi con l'Instagram, come faccio a diventare, non so, una persona influente sull'Instagram per guadagnare soldi, come posso usare l'intelligenza artificiale per guadagnare soldi. Tutto questo parla appunto di una libertà. E quello che l'Apostolo Paolo sta parlando con noi per quanto riguarda il contesto cristiano è una cosa molto interessante, che forse tanti di noi abbiamo delle domande anche, no? Ad esempio, ma posso usare o no quella gonna? Posso o no usare, non so, fare dei tatuaggi? La Bibbia cosa mi dice per quanto riguarda questa cosa? Come devo mi comportare all'interno di una relazione col mio fidanzato se sono in chiesa? Ci sono tante domande che anche noi ci facciamo, no? E la cosa interessante che l'Apostolo Paolo dice qua proprio all'inizio è di questa cosa che tutti noi facciamo proprio confusione. Libertà e libertinaggio, che sono due cose molto diverse. La libertà, e no, stavo studiando questa cosa, la libertà è la capacità che l'essere umano ha di fare scelte in modo consapevole, cioè assumendosi la responsabilità delle proprie azioni e rispettando i diritti degli altri. Esempi, scegliere la propria professione, è una libertà che hai. Secondo, esprimere la propria opinione con rispetto, sempre con rispetto, giusto? Ho questo diritto, ho questa libertà. Terza cosa, decidere come vivere la propria vita. Noi siamo liberi per decidere come viviamo la nostra vita, al miglior modo. Alcuni scelgono di andare in spiaggia, altri in piscina, alcuni preferiscono magari, non so, mangiare maiali, altri preferiscono mangiare pollo. Decidono come vivere la vita. E praticare o meno una religione, no? È quello che si sente in giro, ma di che religione sei? E quando ci guardano ci chiedono spesso, no, ma sei di questa religione? No, no. E forse la miglior definizione qua non è proprio religione, ma è sapere se noi da cristiani possiamo o meno essere un discepolo di Gesù, perché secondo me questo è il punto, perché la Bibbia ci chiama ad essere discepoli. E libertinaggio che cos'è? È l'uso della libertà senza responsabilità, cioè come se non esistessero limiti o conseguenze. La persona mette i propri desideri al di sopra del rispetto per gli altri o delle regole della convivenza civile. Esempio, insultare qualcuno dicendo che è solo libertà di espressione. Con i mondiali adesso, no, è una cosa pazzesca. Quello che abbiamo visto, no, sui social, che insultavano tutti i giocatori, e con la scusa di dire ma questi qua prendono troppi soldi, quindi ho il diritto di insultarli sull'Instagram. Ah sì? Che bello.
Bene. Guidare in stato di ebbrezza perché la vita è mia. No, vado a festa, vado a far festa, faccio quello che voglio e anche se sono ubriaco vado a guidare perché a me non mi interessa. Tradire la fiducia di qualcuno senza considerare le conseguenze. Questo vediamo spesso, no? Non rispettare le regole che esistono per proteggere la collettività, tornando ai mondiali, no? Qual è l'esempio che noi possiamo prendere questo qua guardando i mondiali di calcio? Il Brasile, come tutti hanno visto, ha perso contro la Norvegia e anch'io ero di quelli arrabbiati perché Vinicius non ha tirato il rigore. Ma non ero arrabbiato con lui, ero arrabbiato più che altro con quelli che non hanno fatto lui calciare il rigore. Io ho visto parecchie persone dicendo che lui aveva sbagliato, perché lui doveva avere personalità, prendere il pallone e andare a tirare il rigore. Però tante persone non hanno magari, non so, chiesto e soprattutto pensato e ragionato che se lui ha eseguito le regole, ha obbedito il suo allenatore, lui pensava nel collettivo, perché immaginate, se una persona dice così, io faccio quello che voglio, come sarà dopo per l'allenatore gestire il collettivo? Immaginate se Vinicius avesse fatto tutto quello che voleva, o magari quello che volesse, in quel caso, cosa avrebbe detto magari Ryan, o magari, non so, Hendrik, quando sono entrati? No, adesso io faccio quello che voglio perché ormai Vinicius prende il pallone, fa quello che vuole e Ancelotti non dice niente. Immaginate quindi se portiamo questa realtà all'interno della nostra casa. Se noi facciamo esattamente il contrario di quello che ci chiedono i nostri genitori, o magari se siamo in chiesa e facciamo tutto il contrario di quello che il nostro pastore ci consiglia di fare. No, ma perché il calcio lui deve fare quello che vuole, deve avere personalità. Quindi la società ha praticamente detto una cosa negativa di una persona che ha obbedito, perché ha pensato nel collettivo. In più, il fatto di insultare per il diritto di espressione, no, adesso vado a insultare una persona perché ho proprio il diritto di espressione. Se facciamo fatica appunto di convivere con delle persone che hanno magari una opinione diversa dalla nostra, pensate voi se andiamo appunto nello scontro diretto contro queste persone nel fatto di insultare le persone. Quindi libertà, posso farlo, ma scelgo di agire con responsabilità. Libertinaggio lo faccio perché ne ho voglia, senza preoccuparmi delle conseguenze. Questa è la differenza che l'Apostolo Paolo ci stava portando. Anche perché se noi apriamo le nostre Bibbie, in 1 Corinzi, capitolo 6, versetto 12, dice così: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Capitolo 10, versetto 23, dice così: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Facendo un riassunto, l'Apostolo Paolo stava dicendo: voi siete stati chiamati a libertà, voi ora siete liberi, ma dovete usare questa libertà che avete con responsabilità. Non è che adesso voi siete liberi, potete fare quello che volete, perché sennò diventa un'anarchia generale. Non è così che funziona. Dovete appunto vivere con responsabilità. La responsabilità di capire che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo e che noi dobbiamo appunto vivere con responsabilità. Capire che il male che facciamo, se abbiamo ad esempio un'attitudine di libertinaggio, non è un male soltanto al nostro prossimo, ma è anche a noi stessi. Cioè, se io inizio a pensare in questo modo, intendo che tutte le cose mi sono lecite, ma non tutte le cose mi edificano. Cioè, io posso fare quello che voglio, ma mi porta ad avere vita o morte? Mi porta più vicino a Dio o mi porta più distante al Signore? Quindi in questo caso, quando parecchie volte dico qua che la nostra camminata con Gesù Cristo è proprio
seguita da 3 passaggi, cioè passato, presente e futuro, possiamo capire appunto che un cristiano capisce esattamente che noi siamo salvati per grazia. Siamo salvati per grazia, ma noi sbagliamo nel momento in cui della santificazione. Perché che cos'è la santificazione? È il momento in cui lo Spirito Santo inizia ad agire dentro di noi e noi iniziamo appunto a mortificare il peccato nella nostra vita, che vuol dire che noi non continuiamo a vivere secondo la nostra carne, ma secondo lo Spirito, che non è detto che non peccheremo più, ma vuol dire che saremo guidati dallo Spirito. E noi sbagliamo spesso perché noi sappiamo che dobbiamo essere salvati per la grazia, sappiamo che dobbiamo arrenderci allo Spirito Santo, ma continuiamo a vivere nella carne. Cioè, che sia in famiglia, nel matrimonio, nella scuola, nel lavoro, continuiamo a vivere nella carne. Volete un esempio? Il vostro fratello, il vostro amato, caro fratello, vi dice così: ascolta, io ho già lavato i piatti, adesso tocca a te lavare i bagni, no? Perché la mamma è fuori e tocca a te. E voi lì iniziate proprio a litigare, iniziate a chiamarvi, cioè a insultarvi dentro casa, e voi pensate che questo non è proprio una cosa, cioè, difficile, cioè è una cosa normale. Oppure per quelle che guidano, che sono proprio in mezzo al traffico, c'è un benedetto che vi metti proprio davanti al posto in cui dovevi parcheggiare e vi ruba quel posto là del parcheggio. E nel primo momento cosa ti viene in mente? Benedetto, che Dio ti benedica? Non penso proprio. Una persona che è guidata dallo Spirito Santo in quel caso lì, anche se viene la voglia, si permette appunto che lo Spirito Santo lo guidi e faccia una cosa diversa piuttosto di dire esattamente quello che gli è venuto in mente. Quindi noi subiamo queste cose perché viviamo nella carne. Nel momento in cui lasciamo che la nostra vita sia guidata dallo Spirito Santo, queste cose saranno proprio diverse. Ed era questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo. Voi potete fare quello che volete, ma non è perché potete fare quello che volete che adesso dovete appunto vivere in questa maniera. Perché se Gesù vi ha appunto acquistato con un prezzo altissimo, quello di sangue, adesso dovete avere più responsabilità. Però tu mi dici così, ma quali sono le responsabilità? E questo forse è il primo punto che noi vediamo in una vita di una persona quando capiamo che è diventata adulta ed è passata da bambina o bambino ad adulto. Perché un adulto conosce esattamente quali sono i suoi obblighi e quali sono i suoi diritti, cioè doveri e diritti. Mentre un bambino vuole soltanto avere i diritti e un adulto capisce che deve appunto anche, avere dei doveri nella sua vita. E perché sto dicendo questa cosa? Perché per quelli che sono già adulti, che lavorano e soprattutto quelli che devono magari, pagare una bolletta, capiscono esattamente quello che sto dicendo. La voglia è appunto di stare a casa, piuttosto di svegliarsi alle 5 del mattino e andare a lavoro. Ma noi sappiamo che dobbiamo avere dei doveri per poi avere dei diritti. Mentre invece questa è una caratteristica anche di una persona che vive soltanto nel libertinaggio, che dice così: non mi interessa, non pago l'affitto, comunque vado a mangiarmi la pizza, vado a bere qualcosa e poi non lo so. No. E quando l'Apostolo Paolo stava parlando appunto di cristianesimo qua, cioè quando ha indirizzato la lettera, tornando lì ai Galati, qual è la cosa che lui ha dato e ha dimostrato che era la responsabilità dei Galati? Prima stava parlando di non tornare, soprattutto ai 3 punti in cui il giudaismo, i giudaizzanti erano appunto saldi: la circoncisione, la dieta, che non mangiare le cose, e il calendario, che era non rispettare le date. Ma nel versetto 14 dice così, cioè la parte finale del 13: l'amore per servire gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi l'Apostolo Paolo stava dicendo: adesso che voi siete stati proprio chiamati a libertà, il vostro compito è quello di amare, è quello di servire, perché io non riesco a servire nessuno se io non amo.
il mio prossimo. Ed è anche interessante, perché io avevo già detto questa cosa qua, la cultura di quell'epoca era quella cultura greca, cioè loro avevano appunto questo desiderio, sai, di essere appunto competitivi tra loro stessi, cioè io faccio meglio di te, io sono più bravo di te, seguo le regole più, cioè, di te. Però quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo è che adesso voi dovete amare e servire come il nostro Gesù ha fatto. Ed è anche interessante che nel versetto 15 ha detto così: se vi mordete e divorate gli uni agli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. È stato anche ironico, perché nel momento in cui lui inizia a dire così, guarda che io non so se voi state facendo la cosa giusta, perché se state cercando appunto di fare e appunto di vivere della maniera giusta, non so se state facendo la cosa giusta, perché sto capendo che delle informazioni che mi arrivano qua, voi vi state, vi mordendo e anche vi divorando a vicenda. Quindi quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo è che la responsabilità viene appunto dietro alla nostra libertà, che non è soltanto il fatto di essere liberi, che noi non abbiamo delle responsabilità non solo nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, ma nella Chiesa anche. E all'interno di una Chiesa, quali sono le responsabilità di un cristiano? Guardare il collettivo, il prossimo. Abbiamo visto nella lettera ai Colossesi che dovevamo avere pace, e quando Paolo scrisse ai Colossesi ha detto appunto che dovevano mantenere la pace, capitolo 3. È questo che noi da cristiani, anche qua una responsabilità nostra è questa, di mantenere la responsabilità, a parte quelle che abbiamo che sono individuali, che è avere comunione col nostro Signore, di pregare sempre, di leggere la parola, di conoscerlo ancora di più, ma in comunità abbiamo la responsabilità di avere comunione tra di noi, ma di avere anche pace, di avere unione tra di noi, che è una cosa molto importante. Però questa cosa è molto difficile di capire se noi non siamo ancora convertiti. Possiamo conoscere il Signore, possiamo magari aver sentito parlare di Lui, ma se noi non siamo ancora convertiti, noi non riusciamo proprio a vivere queste cose qua. E perché sto dicendo questa cosa? Mi ricordo che nel 2016 questo testo qua, soprattutto il versetto 13, ha cambiato la mia vita. E non è che ho avuto una chissà esperienza con il Signore, non è che ho visto, angeli, come tutti credono che per avere appunto una trasformazione devono, vedere angeli, ma è stata appunto leggendo la parola. Perché sto dicendo? Nel 2012 mi sono battezzato, ma solo nel 2016 che ho capito veramente questo testo qua. Perché all'inizio della nostra, del nostro percorso con Gesù Cristo, a volte cerchiamo di essere molto religiosi. Cioè adesso faccio questa cosa qua, adesso faccio quella cosa là, perché adesso io sono cristiano. Ed era questo che io immaginavo e pensavo. Ed era questo che i Galati facevano. No, adesso che abbiamo conosciuto Gesù Cristo io devo fare, chissà cosa. No, adesso devo fare quella cosa là, devo rispettare questo perché io adesso ho conosciuto Gesù Cristo. E io mi immaginavo un po' così, e sono diventato una persona molto religiosa, che cercava appunto di fare le cose per essere accettato per una persona, per essere accettato da Gesù Cristo. E magari è parecchio spesso quello che noi facciamo nella nostra vita, perché noi abbiamo questo desiderio dentro di noi di essere accettati da qualcuno, anche perché ci sono, e soprattutto per questo motivo, che ci sono le tribù all'interno di un gruppo, cioè di una chiesa, al lavoro, cioè vado più d'accordo con questo qua, più d'accordo con quello là, e ho il mio gruppetto qui, ho i miei amici, perché appunto, le cose, vi mettete d'accordo almeno in un punto. Ma tutti noi abbiamo questo desiderio dentro di noi di essere accettati, e io avevo questo desiderio perché pensavo che dovevo sempre fare qualcosa per Gesù Cristo. Ma quando ho letto questo testo qua, prima di un allenamento, proprio mattinata, che dovevo andare ad allenarmi, questo versetto ha cambiato un po' la mia vita. È come se fosse tolto appunto
un peso che io avevo dentro di me. Ed è per questo motivo che Gesù ci sta chiamando, per togliere quel peso di pensare che noi siamo, persone perfette, persone che, non perfetto nel senso di essere separato, di essere santo, ma nel senso di pensare che noi non sbagliamo, di essere persone che cercano di fare qualcosa per meritare qualcosa o soprattutto per credere che possiamo essere appunto in grado di fare una determinata cosa. Ricordiamoci che il proposito della legge non era salvare, ma era soltanto indicare che noi avevamo bisogno di un Salvatore. Ed è per questo motivo che noi siamo qua. Perché noi abbiamo bisogno di un Salvatore nella nostra vita. Che noi abbiamo bisogno di una persona che si chiama Spirito Santo nella nostra vita, affinché il processo di santificazione sia proprio fatto in maniera giusta. Perché il processo di santificazione non è fatto nel momento in cui io decido di non fare una determinata cosa, è nel momento in cui io decido di fare una cosa, cioè consegnare la mia vita allo Spirito Santo affinché Lui possa fare esattamente quello che vuole nella mia vita. Perché se io continuo a non fare determinate cose, non cercherò mai, non raggiungerò mai, l'obiettivo della mia vita, quello traguardo, cioè sarò sempre fuori mirino. E perché sto dicendo questa cosa? Perché il versetto 15 è quello che l'Apostolo Paolo stava esortando. Voi state pensando di fare la cosa giusta? State attenti. Perché? Perché nel momento in cui io inizio a fare quello che voglio, inizio a portare lite tra la Chiesa. Perché inizio a portare competizione all'interno della Chiesa. E qua, ragazzi, non esiste competizione. Gesù non vuole questo da noi. Gesù vuole che siamo proprio servi, che dietro alla libertà viene questa responsabilità di amare e di servire. È questo che Gesù vuole da noi. È questo che lo Spirito Santo vuole fare nella nostra vita. Noi abbiamo già accettato che noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo, il processo della salvezza, della giustificazione. Ma sbagliamo nel processo della santificazione, perché pensiamo che nella santificazione dobbiamo fare qualcosa. Sì, dobbiamo, però consegnare la nostra vita allo Spirito Santo e dire: vai, guida te, perché se io metto mani farò sempre le cose, sbagliate. Ed è così che funziona. O pensate che quando sono in campo ho proprio il sangue, freddo così di non rispondere a una provocazione? No, non funziona così. Tutti noi abbiamo, quindi sbagliamo troppo. E finisco qua dicendo che la libertà ci porta ad avere lo stesso sentimento e lo stesso comportamento che c'è stato in Cristo Gesù. Lettera ai Filippesi, capitolo 2, l'Apostolo Paolo parla esattamente di questa cosa. Leggiamo insieme. Capitolo 2, versetto 3. Dice così: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Fino lì. Quindi il fatto di servire gli altri, il fatto di amare gli altri, è quello che viene dietro alla libertà che Gesù ci ha dato sulla croce. Quindi nel momento in cui abbiamo la libertà in Cristo Gesù, sappiamo che dobbiamo servire gli uni agli altri. Abbiamo questa responsabilità e ribadisco che non dobbiamo confondere libertà con libertinaggio.
che non è soltanto per il fatto che siamo liberi, che abbiamo adesso il green card per peccare. Anzi, dobbiamo usare la grazia come la forza che abbiamo nella nostra vita per non peccare, è il contrario. Quindi non è che dobbiamo adesso pensare che possiamo prendere delle decisioni senza avere delle conseguenze nella nostra vita, perché non è che funziona così. E ricordatevi, la generazione Z è quella che fa più domande riguardo a una determinata, a quelle 5 aree che abbiamo visto prima. Quindi, se voi avete delle domande, soprattutto in quelle aree là, dovete cercare di mettere sempre il Signore in quelle aree là e pensare, perché anche una di quelle domande è: ma qual è il mio proposito di vita? Ma chi io sono veramente? Quindi sia nella vostra carriera, sia nel vostro lavoro, nella vostra relazione, in qualsiasi area della vostra vita, se dovete fare e decidere su qualcosa, ricordate di questa parola che abbiamo letto oggi. Non è perché siete liberi di fare qualsiasi cosa che non dovete pensare nelle conseguenze che avete più avanti. E soprattutto nella vita cristiana non è solo il fatto che adesso abbiamo la grazia, che possiamo fare quello che pensiamo, perché non abbiamo il green card per peccare. Amen? Alziamoci in piedi, preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questo momento, affinché tu, Signore, possa ogni giorno parlare ai nostri cuori, affinché tu possa veramente, Signore, continuare ad agire, a parlare, Signore, a trasformare la nostra vita. Volevo chiederti che questa parola fosse veramente una parola che potesse essere veramente usata nella vita di ognuno di noi, affinché possiamo metterla in pratica, causando, Signore, la trasformazione giusta, affinché tu possa essere veramente ingrandito nella nostra vita. Che noi, da cristiani, da discepoli, possiamo ogni giorno dimostrare quello che il Signore ha fatto nella nostra vita, attraverso i frutti, attraverso i nostri comportamenti, le nostre attitudini, Signore, e che la libertà che il Signore ci ha dato attraverso la croce possa portare in noi, Signore, quello senso di responsabilità, affinché possiamo, Signore, amare, servire e che possiamo, Signore, veramente portare pace e capire che attraverso, Signore, la libertà che il Signore ci ha dato abbiamo dei compiti, soprattutto delle responsabilità con la nostra società. Nel santo nome di Gesù è così che ti chiedo. Tutto è stato preparato qui, la casa e anche il mio cuore. Tu sei il motivo per il quale sono qui. I tuoi figli sono arrivati qui e ora siamo più di 2 o 3. Il cuore sono predisposti a bruciare per te. Tutti i versi e canzoni che io canterò, tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza. A me, cantiamo tutto. Tutto è stato preparato qui, la casa e anche il mio cuore.
Tu sei il motivo per il quale sono qui. I tuoi figli sono arrivati qui e ora siamo più di 2 o 3. Il cuore sono predisposti a bruciare per te. In tutti i versi e canzoni che io canterò, tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza, amen. Tu hai il regno, la gloria per sempre. Tu hai il dominio, la forza, amen, amen. Tu sei santo, nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra è come Gesù. Tu sei santo, tu sei santo, nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra è come Gesù. Nessun'altra è come Gesù. Mettiamo l'ultima canzone, poi abbiamo gli avvisi, se non mi sbaglio, non so se avremo oggi o no. Sì? Va bene. Mettiamo Aprimi gli occhi del cuore per finire il culto con gioia. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Cantiamo vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Passa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti,
voglio vederti. Cantiamo vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti. Cantiamo Santo, 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 voglio vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Cantiamo che Lui è Santo. Santo, 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 voglio vederti. Ancora un'altra volta cantiamo Santo. Santo, 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 voglio vederti. Vedere cosa? Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Per finire cantiamo che Lui è Santo. Per finire. Santo, 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 voglio vederti. Grazie Signore, sei santo. Abbiamo gli avvisi adesso. Chiamo ancora Miguel. Bene, gli avvisi qua veloce, ok? Oggi non ci saranno i piccoli gruppi, quindi potete andare già tranquillamente a mangiare. Ci sarà l'incontro delle coppie, quindi dobbiamo liberare velocemente la sala qui, ok? Che quindi loro useranno la sala. E il giorno 26 luglio passeremo quindi la giornata al lago di Santa Croce, come abbiamo fatto l'anno scorso, chi c'era se lo ricorda bene. Quindi 26 luglio ci saremo lì al lago di Santa Croce. Faremo quindi un momento di condivisione, molto probabilmente vi daremo più info un po' più avanti per quanto riguarda quello che dobbiamo portare da mangiare, ok? E organizzeremo anche i passaggi, quelli che hanno la macchina, quindi per passare questa giornata al lago. Sarà una domenica, quindi se avete già degli appuntamenti per quel giorno là potete sconsiderarli che dovete venire assolutamente. Bene, mettiamoci in piedi, preghiamo per finire.
Signore, nel nome santo di Gesù, grazie per questo culto che abbiamo avuto qui, che il Signore continui a guidarci, che il tuo Spirito Santo continui a parlare ai nostri cuori, che tu possa veramente trasformare i nostri cuori affinché la tua luce possa veramente risplendere nella nostra vita. Nel nome santo di Gesù, che tu possa darci una settimana benedetta, che tu possa darci una settimana piena di gioia, piena di benedizioni, e che la tua parola continui a parlare ai nostri cuori. Nel nome santo di Gesù, è così che ti chiedo. Amen. Una buona serata a tutti, ci vediamo